Ecco, si parte, possesso subito ai padroni di casa. Subito palla sulla destra e subito un palo. Palo colpito da Castroni. Palla al portiere del Santa Gemma. Buon incontro. Palla corta, errore difensivo e rimessa laterale per i padroni di casa. Alla battuta andrà Guancioli. Palla subito per Castroni che prova il destro, ancora fallo laterale per la ribattuta di Sesti. Ancora Guancioli, Castroni, ancora Guancioli, palla sulla sinistra e buon sinistro di Manca, ma è bravo il portiere degli ospiti a bloccare. Rinvio lungo, palla a Sesti che non riesce a contenerla. Rimessa laterale, padroni di casa. Già battuta. Eccoci ancora. Guancioli. Subito per il capitano Signorelli. Attenzione alla palla. Prova il destro Guancioli, ma la palla si perde almeno 1,5 metri sul fondo. Seconda occasione, i padroni di casa stanno spingendo abbastanza. Non riesce a reagire il Santa Gemma. Laterale, padroni di casa che continuano ad attaccare. Già battuto il fallo laterale, la palla è girata a Guancioli. Castroni, Guancioli. Sbaglia il passaggio ancora per Castroni. Ed ecco la palla. Attenzione offensiva e gli ospiti in vantaggio. Bellissima azione, la finta di Lupi e Orsini la appoggia all'angolino. Gran bel gol del Santa Gemma che a sorpresa la prima occasione passa in vantaggio. Ecco che la palla torna quindi ai padroni di casa con Castroni per Guancioli. Ancora Castroni, ancora Guancioli, ancora Castroni. Scambiano i due, giro palla ma non riescono a cambiare il gioco. Ecco la palla per il capitano Signorelli che gira dalla parte opposta a Manca, ancora Guancioli. Serie di finte, palla in avanti ma c'è il fallo di Lupi su Guancioli. Calcio di punizione per i padroni di casa. Battuta veloce da Guancioli, Manca, no, Castroni prova il destro. Bravo il capitano avversario Sesti a mandare in fallo laterale. Già battuto, ecco Castroni. Ancora per Manca, Guancioli, il capitano, eccolo. Ancora Guancioli. Ancora per Castroni, Manca, Castroni, Guancioli, giro palla ancora dei padroni di casa e sbagliano il disimpegno con Guancioli che non riesce a servire Castroni. Rimessa laterale per gli ospiti. Si appresta la battuta l'autore del gol, Orsini. Subito dietro per Ciantelli che allarga a destra per Lupi. Ancora Orsini. Ancora stavolta prova in avanti per il capitano Sesti ma la palla è troppo fuori misura. Ancora rimessa laterale padroni di casa, Guancioli per Manca, Castroni, ancora Manca, scambiano i due, la palla è girata a Guancioli sulla sinistra, ancora dalla parte opposta stavolta per Castroni che torna indietro ancora su Guancioli. Manca, Castroni, dialogano bene i due. Castroni prova la discesa, ancora per Manca che prova il sinistro, è bravo a intercettare la difesa avversaria che prova a ripartire. Attenzione con l'autore del gol Orsini che guadagna un calcio di punizione. Fallo di Guancioli. Alla battuta sembra apprestarsi il capitano Sesti che invece lascia a Orsini e Lupi, sono entrambi sul punto di battuta. Orsini si allontana, quindi si appresta alla battuta Lupi.
Prova il tiro, ma la palla finisce almeno di 1 metro sopra la traversa e riparte veloce subito la squadra di casa. Castroni, Guancioli sulla sinistra. Ancora la finta e il passaggio per il capitano dei padroni di casa Signorelli, che non può arrivare. Ancora rimessa laterale ospite. La batterà Lupi, che prova subito in avanti per Sesti. Bravissimo Castroni di testa a anticiparlo, a servire manca Signorelli. Gira subito per Guancioli. Guancioli, la finta, la palla dietro a Castroni che prova un gran destro. Bravissimo il capitano Sesti a deviare in fallo laterale. Si è sentita la botta, rimane a terra. Si rialza. Si può continuare. Alla battuta andrà Manca, che prova a sorpresa a mettere in mezzo per Signorelli, ma è bravo l'autore del gol Orsini a ribattere. Ancora laterale, Castroni prova al destro, Signorelli non riesce a deviarla, la palla finisce fuori di molto. Quindi rimessa per il portiere, buon incontro. Buona sulla sinistra per l'autore del gol Orsini, che guadagna un buon fallo laterale per la chiusura di Manca. Rimane quindi in fase offensiva la squadra ospite. Alla battuta però va il capitano Sesti. Già battuto, Lupi prova il tiro, il disimpegno della difesa e fallo laterale in fase difensiva ora. Eccoci che ripartono. Lupi prova a metterla alta per Ciantelli, è bravo Signorelli a coprire, palla al portiere dei padroni di casa. Lucarelli subito per Castroni. Guancioli gira per Manca, ancora dietro a Castroni, sulla fascia per Guancioli, scambia ancora dietro a Castroni, ancora Guancioli, ancora dietro su Castroni. Sono messi bene gli ospiti, non riescono a trovare spazi i padroni di casa. Ecco scambio Guancioli-Castroni, ancora Guancioli, se ne va Sesti che lo trattiene per la maglia. Calcio di punizione per i padroni di casa. Sul punto di battuta ci sono Castroni e Guancioli, si allontanano gli altri due, Signorelli e Manca. Ora si avvicina anche Manca, che forse ha chiamato uno schema, e si posiziona sul secondo palo. Si allontana anche Castroni. Sono in linea, Signorelli a sinistra, Guancioli proprio sul punto di battuta e Castroni sul centrodestra. Va Guancioli che la passa a Signorelli, ancora Guancioli. Prova l'imbucata, bravo Lupi a ribattere, poi Sesti, ancora Lupi. Fallo laterale ospite, bravo Guancioli a chiudere in mezzo alle gambe di Lupi. Ancora il capitano Sesti alla battuta. Subito dietro per il destro, colpisce male però Ciantelli e la palla si perde sul fondo. Prova a creare qualche azione pericolosa la squadra di casa, che però non sta, a parte il palo al primo secondo diciamo di gara, non ha creato grossi pericoli. Signorelli spizza di testa sulla palla di Manca, ma la palla si perde tra le braccia del portiere. Ecco che ripartono gli ospiti con Lupi indietro per Ciantelli. Ancora Lupi sul pressing di Manca che lo costringe all'errore. Guancioli, Castroni, ripartono i padroni di casa. Bella palla di Castroni imbucata per Signorelli, la chiusura di Ciantelli è in fallo laterale. Alla battuta andrà Guancioli. Subito per Manca che prova al sinistro, chiude Orsini, ancora in fallo laterale.
Ancora Guancioli, che sembra essere il predestinato a battere tutti i calci piazzati della gara per i padroni di casa. Guancioli mette in mezzo direttamente sul portiere, che blocca anticipando il capitano Signorelli e fa ripartire subito Orsini. Lungolinea per Sesti, intercetta Guancioli e mette in fallo laterale ancora per gli ospiti. Batterà il capitano. Subito dietro per Orsini, gran tiro, la ribattuta di Castroni e poi Ciantelli interrompe il contropiede di Guancioli. Ecco i padroni di casa. Palla al piede, ecco il nuovo entrato. È appena entrato il numero 8 dei padroni di casa, cioè Castelli. Gran destro di Guancioli, ribattuto. Palla a Lupi. Bella palla in avanti per Sesti, la chiusura di Castroni in fallo laterale. Batte subito Sesti. Lupi, ancora Sesti, ribattuto, ancora Lupi e la palla va fuori, ma buona occasione per gli ospiti. Palla ancora ai padroni di casa, manca, ora spostatosi a sinistra con l'ingresso di Castelli al posto di Signorelli. Ecco, manca Guancioli, Castroni. La finta, la palla ancora a Guancioli. Per il nuovo entrato Castelli, Guancioli. Dietro per Manca. Buona la palombella per Guancioli e Castelli, ma è bravissimo Ciantelli a deviarla tra le braccia del portiere. Poi contrasto tra Orsini e Manca. L'ultimo a toccare è Manca. Rimessa laterale per gli ospiti. Ecco che ripartono gli ospiti. Orsini, centrale per Lupi, che gira subito avanti a cercare il nuovo entrato Carnevali, anticipato. Ripartono i padroni di casa, errore però nel passaggio di Manca per Castelli. La palla si perde lateralmente. Già battuto, palla al portiere che rinvia lungo. Ecco che riparte però i padroni di casa, ecco Guancioli. Scambia con Castroni, poi gira tutto per Manca. Gira bene in avanti a Castelli. La finta e la chiusura di Ciantelli in fallo laterale. Come al solito, il solito Guancioli, che la batte malissimo e fa partire il contropiede avversario. Orsini su di lui Castelli. Orsini la tira addosso a Castroni, guadagnando una rimessa laterale. Già battuto da Orsini. Lupi prova il tiro, ribatte Castelli e poi Ciantelli la ridà al portiere, la dà al portiere, un po' pericolosa ma riesce comunque a rilanciare. Poi Castroni intercetta. Castelli, buono per Manca sulla destra, manca ancora per Castelli che gira a Guancioli. Si chiudono bene gli ospiti, stanno giocando una buona gara in fase difensiva. Castroni, Guancioli, fallo non fischiato e ripartono con Ciantelli che sbaglia il passaggio. Allora Castelli e il fallo di Ciantelli, cartellino anche giallo per Ciantelli che commette fallo su Castelli. Calcio di punizione per i padroni di casa, quasi all'altezza del dischetto del tiro libero. Si sta rialzando ora Castelli. Sul punto di battuta il solito Guancioli e Castroni che ora si allontana un pochino. Intanto è entrato anche Vita per i padroni di casa, ha preso il posto di Manca, mentre negli ospiti è subentrato Dangiò. Al posto di Lupi.
Guancioli la toccherà, punizione di seconda, Guancioli la toccherà per Castroni. No. Ecco la battuta. Castroni gran destro, è bravissimo Orsini a deviare in calcio d'angolo. Ecco Guancioli alla battuta. Subito dietro per il sinistro di Castelli che si perde, altissimo. Portiere ospite rinvia e poi buono lì l'anticipo del portiere dei padroni di casa su Carnevali, che fa ripartire quindi la manovra dei padroni di casa, appunto. Ecco Vita dietro per Castroni, ancora Vita, ancora Castroni, Guancioli finta il tiro e poi gira a Castelli sulla sinistra che si prende buon passaggio esterno, ma Guancioli si fa anticipare. Ripetiamo, l'azione difensiva degli ospiti è veramente di alta qualità. Rimessa laterale per i padroni di casa, Orsini non riesce a mantenerla in campo sul pressing di Vita. Batte Guancioli, Vita, Castroni. Ancora Vita, Castroni. Ancora Vita, Guancioli. È partito Castroni ma non lo vedono. La palla è laterale ma è bravissimo Dangiò a intercettare su Castelli. Batte Vita, Guancioli. Bella palla per Castelli che anticipa Ciantelli girando ancora Guancioli. Calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo nello scontro tra Guancioli e Orsini. L'ultimo a toccare è Guancioli. Altro cambio ospite, fuori Orsini, l'autore del gol. Rientra il capitano Sesti. Ecco il rinvio lungo del portiere a cercare subito Sesti, ma la palla è lunghissima. Rimessa laterale. Ecco che prova a rimpostare un giro palla la Tevereremo. Castroni prova a imbucare, non ci arriva Castelli e la palla si perde sul fondo. Era una buona palla se Castelli forse se ci metteva il piede quasi quasi ci arrivava. Tanto ecco esce Guancioli stanchissimo, sta giocando una partita molto generosa. Ecco Castroni, Vita scambia ancora con Milani, Vita, Castelli, Castroni, ancora per Castelli che ora si è spostato laterale. Castroni, Milani, la finta, intercetta bene Ciantelli ma la palla torna a Castroni. Ancora Milani, Castroni, Vita, sale, finta il tiro, torna indietro poi su Castelli che imbuca ancora per Vita. Lo stop, torna indietro ancora a Castelli, non riesce a imbucare la palla i padroni di casa. Calcio di munizione, c'è stato comunque il fallo, la spinta di Ciantelli su Vita. No, di Vita su Ciantelli. La punizione è per gli ospiti. Ecco, provano a ripartire gli ospiti, ma la palla si perde lateralmente. Brutto disimpegno di Ciantelli. Riparte la Tevereremo. Castroni, buona palla per Castelli, strattonato ma riesce ad andarsene. Poi Vita, Milani, ancora per Vita, la finta, la palla a Castelli che prova a girare Ciantelli, ci prova, gran sinistro, forse qualche deviazione del portiere, bravissimo a recuperare, prova a ripartire il Santa Gemma. La palla lunga di Dangiò, troppo lunga, non poteva mai arrivarci Carnevali neanche motorizzato. Ecco Castroni, Vita, ancora Castroni, Milani, Castroni, molto giro palla ma purtroppo per i padroni in casa poco efficiente. Partita perfetta in fase difensiva degli ospiti che non lasciano uno spazio libero. Bravissimo qui Sesti, attenzione a Dangiò, scontro con Vita che è l'ultimo a toccare. Rimessa laterale ospite. Batte Dangiò,
Subito dietro a Ciantelli, ma c'è stato il controfallo. Ecco, Vita, Castroni, ancora Vita, Castroni, Milani, ancora dietro a Castroni, ora pressing alto agli ospiti, che escono benissimo però, Castroni, Vita, l'errore e Ciantelli poi sbaglia il passaggio alla Vita, ancora per il portiere che rilancia lungo. Castroni subisce un fallaccio dal capitano Sesti. Castroni va in anticipo, Sesti in ritardo colpisce la gamba di Castroni, punizione qualche centimetro dietro il dischetto del tiro libero, non c'è Guancioli. Castroni prende la rincorsa per un possibile tiro di destro, Castelli per un possibile tiro di mancino. Parte Castelli, la finta, Castroni, il destro si perde di parecchio alto sopra la porta difesa dal portiere ospite. Buon incontro che serve subito Ciantelli, rinvio lungo per Dangiò, bellissimo l'anticipo di Milani di testa a chiudere in fallo laterale. Alla battuta si appresta ancora Dangiò, subito dentro per Sesti che al limite dell'area deve ricominciare per Ciantelli. Prova il rilancio, sbaglia, Vita, tunnel a Ciantelli, va via da solo, piatto destro, è bravissimo, buon incontro a salvare in fallo laterale. E c'è il time out degli ospiti, no, dei padroni di casa. Vabbè, ho capito. C'ho pure 100 minuti di noi, quindi... Poi Daniele è come c'ha la ginocchiera nuova, ha iniziato il campionato nuovo, vedi come sta su. A fine campionato c'ha la ginocchiera che sta sulla caviglia. Rimessa laterale, si ricomincia con la rimessa laterale appunto per i padroni di casa. Castelli alla battuta, subito per Castroni che la ritocca per Castelli che gira a Vita, ancora Castroni che ma il passaggio di Vita è fuori misura. Battuta, buon incontro, rilancia lungo, il portiere esce bene di testa anticipando Carnevali, batte Dangiò, subito per il destro di Sesti, salva Vita di petto, poi Castroni, Castelli, ancora Castroni, Vita, prova il tunnel Orsini che intercetta benissimo e serve, cerca di servire almeno Sesti, bravo Vita a recuperare. Attenzione Carnevali, bellissima rete degli ospiti, il recupero, poi sale Carnevali e con una puntata di esterno destro sul secondo palo la mette all'angolino basso, gol bellissimo degli ospiti. Carnevali, disimpegno sbagliato dei padroni di casa, Carnevali servito bene, dopo il recupero di Orsini va lui a recuperare palla in un secondo momento, insacca un gran gol. Ora Milani, ecco il nuovo entrato Cerasaro, Castroni, Castelli, ancora ricomincia da Castroni, ancora Castelli sulla destra, finta gran sinistro ed è il secondo palo colpito dall'inizio della gara da Tevere Remo e la palla poi si perde sul fondo. Buon incontro, Dangiò, buono stop,
poi viene trattenuto ripetutamente dal nuovo entrato Cerasaro. Calcio di punizione ospite. Alla battuta si appresta Orsini. Colui che ha sbloccato il risultato e con un suo mezzo recupero ha propiziato il gol del 2-0 di Carnevali. Prova il tiro Orsini, la palla esce di 1 millimetro sopra l'incrocio dei pali, veramente vicinissimo al 3-0. Tanto rientra Guancioli al posto di Milani, nei padroni di casa. Ecco Cerasaro, Castroni, Guancioli. Ancora ricomincia da Castroni. Guancioli, Castroni ancora, scambiano sempre molto i due. Cerasaro, Castroni, palla avvelenata. Castroni forza e Carnevali in un contrasto non riesce ad andarsene. Forse ci poteva stare il fallo. Ecco Guancioli, serie di finte, se ne va, fallo di Carnevali. Calcio di tiro libero, è il sesto fallo. Tiro libero per i padroni di casa. Fallo di Carnevali su Guancioli. Alla battuta andrà Castroni, il numero 5 della Tevere Remo. Va Castroni contro Buonincontro. Carica il destro, tirato di piattone, cercava la precisione sotto al 7 ma la palla esce di poco e poi il disimpegno del portiere, ma Carnevali passa troppo frettolosamente e perde palla. Recupero di Orsini. Carnevali, attenzione al contropiede, Carnevali ancora una puntata di destro, stavolta è bravissimo Lucarelli a salvare tutto, ma come erano ripartiti gli ospiti, una palla persa ancora dagli ospiti, disimpegno nuovamente sbagliato per padroni di casa e Carnevali va ancora vicino al gol, alla doppietta personale, al 3-0. Finta di Sesti sul corner, Orsini scarica di destro, palla e finisce altissima e riparte subito da difesa la Tevere Remo. Cerasaro, Guancioli, Castroni, Cerasaro sulla destra, ancora Castroni, Castelli, ancora per Cerasaro che è da solo, aveva una buona corsia per provare il tiro, invece ha perso tempo. Castroni, Guancioli, stavolta non c'è il fallo, Carnevali la recupera in maniera pulita, poi Guancioli prova a spostarlo, Carnevali se ne va, il portiere salva in calcio d'angolo, ma è... ammonito Carnevali per una crisi di nervi, anche abbastanza inutile perché comunque calcio d'angolo, la battuta andrà a Dangiò. Dangiò dietro per il capitano Sesti che gira Orsini, che la forza troppo, recupera Castroni, il portiere gira Guancioli, Castroni, salgono intanto Cerasaro e Castelli, ricomincia buono giro palla a Castroni, Guancioli, Castelli che prova il destro, bravissimo Sesti a chiudere in fallo laterale, batte Castelli, la rimessa subito dietro a Guancioli, lo stop, la finta, si libera i Carnevali ma deve tornare indietro, il gran destro, salva molto molto bene Orsini, ancora rimessa laterale, Cerasaro, Guancioli, Castelli, serie finte, palla ancora a Guancioli dall'altra parte, tacco per Cerasaro che prova il sinistro, fuori misura, la palla esce di parecchio. Ecco la palla a Orsini, servito bene a Buonincontro, bravissimo Cerasaro a chiudere tutto in fallo laterale, batterà Orsini? No, lascia a Dangiò che serve subito Sesti, prova l'imbucata bella alta per Orsini che prova, stop di petto a mezza rovesciata ma la palla viene smorzata, la colpisce male Orsini, ripartono i padroni di casa.
Intanto l'arbitro segnala 1 minuto di recupero. Guancioli, Castroni, ancora Guancioli, Castroni, Guancioli. Prova la serie finte, perde palla, il recupero di Dangiò, Sesti, la finta su Guancioli, recupera Castelli, Guancioli prova la puntata di destro e finisce di parecchio alta sopra la traversa. E quindi rimessa dal fondo, palla insomma al portiere Buonincontro, che rilancia subito lunghissimo, troppo per Orsini, finta di Panuccio e la palla finisce sul fondo, riparte Cerasaro, Panuccio, Guancioli. Ancora dietro per Panuccio, appena entrato, ancora Cerasaro, Guancioli, Panuccio, si porta avanti, puntata di destro, salva ancora Orsini in fallo laterale. Orsini a tutto campo, controfallo ospite, perde tempo Cerasaro, ma termina qui il primo tempo. Tevere Remo 0, Santa Gemma 2. Siamo pronti per l'inizio della ripresa, ricordiamo il risultato: Tevere Remo 0, Santa Gemma 2. Il Santa Gemma con gli stessi 5 con i quali aveva iniziato la gara. 2 novità invece nei padroni di casa, dove sono confermati il portiere, Castroni dietro e Signorelli avanti, ma cambiano i 2 laterali rispetto all'inizio. Ecco che si parte. I 2 laterali che sono Cerasaro e... no, Manca è confermato, quindi cambia solo un laterale, Cerasaro e non Guancioli. Ecco subito Cerasaro, Manca, subito pressing altissimo agli ospiti, Ciantelli, Lupi, buonissima la palla per Sesti, il capitano che si gira e guadagna calcio d'angolo tirandola addosso a Cerasaro. Calcio d'angolo sarà battuto da Orsini, colui che ha sbloccato il risultato, portando in vantaggio i suoi. Ecco subito Orsini, prova per Ciantelli, intercetta Signorelli, allora Lupi ricomincia dal portiere, Buonincontro che rilancia fortissimo per far rientrare i suoi, sicuramente era una tattica, la spara fuori, rimessa laterale, già battuta da Castroni, Manca, Castroni, ancora Manca, subito lungolinea per Signorelli che non ci arriva, ma la palla è stata deviata da Lupi e allora è rimessa laterale ancora per il Tevere Remo. Si appresta a battere Cerasaro, vicino a lui Manca, servito Manca, prova una bomba di sinistro che Sesti e Lupi riescono a ribattere ancora fuori, ancora Cerasaro, ancora per Manca al sinistro, ancora Lupi, azione fotocopia e Lupi rimanda fuori. Ancora Cerasaro, stavolta cambia e dà dietro a Castroni che prova un gran destro, Orsini chiude fuori ancora, Manca batte per Castroni che gira subito a destra per Cerasaro, che ricomincia ancora da Castroni, ancora Cerasaro che ricomincia da Manca che è intanto indietreggiato, ancora Manca per Signorelli, ancora Manca, scambiano i 2, Manca prova al sinistro ma la palla finisce di parecchio sopra la traversa della porta difesa da Buonincontro. Buonincontro che si appresta al rinvio lungo come al solito, ma Sesti si fa anticipare a Castroni, Cerasaro, Orsini bravissimo, poi Lupi, salgono in 2, Lupi serve Sesti che riesce ad andare via a Signorelli che l'aveva toccata, poi Signorelli colpisce il piede di Sesti, calcio di punizione per il Santa Gemma, fallo di Signorelli su Sesti, il capitano dei padroni di casa sul capitano degli ospiti. C'era stato un tocco di Signorelli che ha cercato di anticipare Sesti, invece non l'ha solo spizzata, Sesti recupera, finta su Signorelli che commette fallo. La battuta va Orsini, palla diciamo all'altezza in mezzo ai 2 dischetti tra il tiro libero e il calcio di rigore, però tutto spostato a sinistra. Signorelli in barriera, alla battuta Orsini, Ciantelli dietro, Lupi sulla destra, Orsini prova il tiro, Signorelli ribatte, la palla finisce a Lupi che la lascia scorrere in fallo laterale, batte subito Lupi, Ciantelli, Orsini sul pressing di Cerasaro, Orsini se ne va, riesce ad andarsene a Cerasaro ma se la allunga e poi in scivolata riesce a mettere in mezzo, ma è bravo
il portiere Lucarelli a salvare in scivolata e poi a dare a Cerasaro, che cerca Signorelli ma sbaglia la misura del passaggio e la palla si perde ancora sul fondo. L'ennesimo rinvio lungo di buon incontro, ancora una volta fuori, non ci arriva Sesti, batte Castroni, subito a Cerasaro, subito per Manca a sinistra, Manca subito in buca per Signorelli e l'ennesimo errore, sempre così, provano imbucata per Signorelli ma è troppo larga, è già almeno la terza azione dei padroni di casa che si perde così. Buon incontro, ennesimo rinvio lungo, Sesti la prende ma la palla è già uscita. Ricominciano i padroni di casa da dietro con Castroni, Cerasaro, ancora Castroni, Manca, Signorelli stavolta si fa vedere, Castroni in buca subito per Manca che però sul pressing di Lupi la colpisce male e c'è il fallo di Lupi su Manca, calcio di punizione, l'altezza è quella del dischetto del tiro libero però spostato sulla destra. Siamo già a un fallo per parte. Sul punto di battuta ci sono Manca con il sinistro e Castroni con il destro, più laterale sulla sinistra c'è Cerasaro, praticamente sull'angolo Signorelli. Castroni a finta, il sinistro di Manca ed è il terzo palo preso dai padroni di casa. Un grandissimo tiro di Manca, una sciabolata che colpisce il palo e la palla addirittura finisce al portiere, al proprio portiere. Ecco Manca che riaggancia, Lupi è bravissimo a toglierla, poi la finta, serve Sesti che rilancia lungo per Orsini, bellissima palla ma Castroni di testa anticipa Orsini servendo appunto il portiere Lucarelli. Cerasaro, Manca, ancora Cerasaro, ancora Manca, si riassestano le due squadre, ancora per Cerasaro che la salva e ricomincia da Castroni che è indietreggiato, ancora Cerasaro, prova in avanti tra Manca e Signorelli, intercetta la grande Orsini, Lupi, ancora Orsini, il destro e salva tutto, bravissimo Lucarelli in calcio d'angolo, altra grandissima occasione per il Santa Gemma, bellissima la prova dei suoi. Lupi, corner battuto, Orsini prova al destro, salva Castroni in fallo laterale. Gli uomini di Falilò che stanno continuando ad avere occasioni. Ecco Lupi, Ciantelli, Orsini chiuso da Manca in fallo laterale. Si prepara a rientrare Castelli per i padroni di casa. Ecco servito Lupi da Orsini, serve subito Capitan Sesti sulla sinistra. Ancora Lupi in buca, benissimo per Sesti, chiuso da Lucarelli. Sesti insacca ma c'è il fallo sul portiere. E ricominciano Castroni, Cerasaro, Castroni ancora Cerasaro che imbuca ma sempre a metà tra Castroni e Signorelli, la palla si perde ancora sul fondo, esce ancora una volta Cerasaro, rientra Castelli appunto, ecco il rinvio lungo, Sesti su di lui Castelli, calcio d'angolo, l'ultimo a toccare Castelli, non riesce a salvarla, la battuta andrà a Orsini. Ciantelli e Lupi aspettano fuori all'altezza del dischetto del tiro libero, uno poco più avanti, uno dietro. Sesti invece al centro dell'area, più spostato sul secondo palo. Battuto, Ciantelli fa blocco. Lupi tira, ma si era liberato per il blocco di Ciantelli, quindi calcio di punizione per i padroni di casa. Il portiere Lucarelli la batte, no, la batterà Castroni. Manca. Castroni. Signorelli. Ancora Castroni. Bella palla per Castelli che gira, ancora Castroni, ancora Castelli, Signorelli, prova al sinistro, Lupi, sempre lui a chiudere il fallo laterale. Batte Manca, subito per Castelli, costretto a fermarsela, prova il tiro che passa davanti la porta ma in maniera orizzontale, non c'è Signorelli che era rimasto un pochino indietro. E la palla si perde sul fondo. Con il rilancio del portiere per Orsini, la finta, Signorelli chiude tutto e poi la tira addosso a Sesti guadagnando di mestiere, un buon fallo laterale. Castroni, Manca, ancora Castroni, Castelli,
Ancora Castroni. Se la sposta, gran destro, deviato da Sesti e la palla sfiora il palo alla sinistra del portiere Buonincontro. Già battuto Signorelli, ancora un palo e poi Castelli salva tutto Buonincontro in due tempi e rilancia subito il contropiede. Lupi, grande palla per Sesti, aggancio spaventoso di Sesti che ha la meglio su Manca che chiude, ma l'ultimo a toccare è Sesti e quindi rimessa dal fondo. No, rimessa laterale. Batte Manca, Castelli, Castroni. Due occasionissime, cioè l'occasionissima è stata per i padroni di casa, buona invece la risposta in contropiede con una grande palla di Lupi, un grande aggancio di Sesti ma non si è concretizzata. Si riparte, Castroni, proteste dei padroni di casa perché sembra chiedevano il tocco al portiere e si riparte. Orsini, Signorelli ci prova ancora, Orsini se ne va, Manca al fallo di Orsini ma regola il vantaggio. Manca gira tutto dove non può arrivare Castelli, viene fischiato il fallo cumulativo a favore dei padroni di casa, era stata data la regola del vantaggio. Tanto nuovo cambio dei padroni di casa, fuori Manca, dentro Vita. Rimessa laterale, alla battuta va Orsini. Subito al portiere Buonincontro che cerca ancora Orsini, rinvio ancora sbagliato Buonincontro e allora Castroni, buona imbucata per Signorelli, la Ciantelli è bravissimo d'esperienza diciamo a far perdere equilibrio a Signorelli che non l'aggancia, la palla e si perde fuori. Lupi, Buonincontro, ancora un rinvio lungo sbagliato ma continua a farli. Castroni recupera per Vita, ancora Castroni, buona la palla per Castelli che prende campo su Ciantelli, poi da indietro a Castroni, lo stop, il passaggio, un tiro cross diciamo centrale per Signorelli a deviazione di Ciantelli in calcio d'angolo, è fondamentale. Batterà Vita questo corner del Tevereremo. Subito per Signorelli, lo stop, gran destro, l'altro capitano Sesti la ribatte, poi Signorelli gli tira la maglia, calcio di punizione per gli ospiti, fallo di Signorelli su Sesti. Signorelli, capitano dei padroni di casa, e viene ammonito Signorelli, se n'era andato Sesti in contropiede da solo e Signorelli bravissimo da una parte perché riesce a non farlo segnare, però si prende un cartellino giallo diciamo speso bene. Alla battuta va Orsini esattamente al centro tra i due dischetti, no, viene spostato un po' più dietro, poco più avanti del tiro libero. Rincorsa sul punto di battuta, ci sono Orsini col destro, Lupi col sinistro, si scansa Orsini, andrà Lupi, Sesti a disturbare la barriera e il portiere sinistro di Lupi, bravissimo Lucarelli in corner, batte ancora Orsini, subito dietro Lupi colpisce malissimo, la svirgola, la palla va addirittura in fallo laterale e riparte padroni di casa Castelli, Castroni, Vita, ancora Castroni, ancora per Castelli sulla sinistra, cerca ancora imbucata, solita azione dei padroni di casa per Signorelli ma non ce la fanno a dargliela perché la palla è troppo larga e finisce sempre fuori. Ancora l'ennesimo rinvio dal fondo, l'ennesimo rinvio con i piedi o con le mani, ma è sempre quando rinvia lungo Buonincontro la palla finisce fuori, non riesce a dosare le energie. Ora Castroni, Vita, ancora Castroni, Vita, cercano un buco nella difesa avversaria, padroni di casa, ma è difficilissimo trovarlo. Ci prova Signorelli, Castroni e il fallo di Lupi su Signorelli.
Calcio di punizione per il Tevere Remo. La sistema Signorelli a terra. Signorelli si allontana. Castroni e Castelli. Castelli si allontana. Andrà Castroni che ha un tiro abbastanza potente, abbiamo visto. Andrà di destro. La bomba. E la tocca. Buon incontro in calcio d'angolo. La battuta va a Vita. Subito a Signorelli che da dietro a Castelli. Finta su Lupi ed è costretta a indietreggiare per Castroni. Che imbuca per Signorelli stavolta. Prova il destro al volo ma Ciantelli lo anticipa di quel secondo che lo costringe a darsi pace. La palla non gli è arrivata neanche stavolta. Castroni scarica un gran destro. Buon incontro a blocco addirittura. Tiro potente ma centrale. Facile per buon incontro. Intanto Orsini se ne va a Castelli, gli torna addosso, lo sposta, ma non c'è fallo, solo rimessa laterale, tra l'altro per il Tevere Remo. Vita, Castroni, ancora Vita per Castelli. Castelli, il sinistro, si libera di due uomini, poi il sinistro è debole, buon incontro a Vita facile. Orsini indietreggia per Ciantelli che allarga per Lupi, troppo largo, fallo laterale. Castroni serve Vita indietro. Vita allarga per Castelli sulla destra. Castelli serie finte lì sulla destra. L'ultimo a toccare è Sesti. È rimessa laterale ancora per i padroni di casa. Palla indietro di Castelli per il gran destro di Castroni. Bravissimo Ciantelli a deviarla fuori. E ancora Vita. Castroni scarica ancora un destro. La palla si perde altissima. La palla al portiere, buon incontro. Tanto rientra Dangiò e rientrano Dangiò, l'autore del secondo gol, Carnevali al posto di Capitan Sesti e di Orsini. Ecco Vita pressato da Carnevali, lo costringe al fuori. Vita sbaglia il passaggio sul pressing, batte Lupi. Dangiò prova la puntata di destro, bravissimo Lucarelli in calcio d'angolo, tiro debole ma angolato. Lucarelli coperto, la vede all'ultimo ma è bravissimo, è reattivo. Già battuto, Ciantelli colpisce male, prova il contropiede finalmente i padroni di casa perché non hanno mai spazio. Castroni, ma sono rientrati tutti, ha perso troppo tempo, serve ora soltanto Signorelli. Prova il destro, Ciantelli ancora in fallo laterale. Ancora Signorelli, Castelli prova al sinistro, Lupi salva ancora fuori. Castroni costretto a dare a destra a Castelli che a sua volta da indietro a Vita, non ha sbocchi la manovra. Ancora Vita indietro a Castroni che sbaglia lo stop, è costretto a riservire Vita sulla destra ed è costretto a sua volta a indietreggiare per l'errore dello stop. Ancora Castroni, imbuca bene per Signorelli che sbaglia lo stop e la palla finisce al portiere. Dangiò serve bene Carnevali ma è ottimo Castroni in anticipo, ma la palla è lunghissima per Signorelli. Rimessa laterale. Lupi al portiere, buon incontro, ancora Lupi. Se ne va di corsa, rincorsa Signorelli, Lupi se ne va, ma la palla è troppo lunga per Dangiò. La palla è a metà tra Dangiò e Carnevali. Intanto torna in campo Guancioli che in questa ripresa non aveva ancora calcato il campo al posto di Vita. Ecco Castroni, ancora Guancioli. Ancora serve Castroni ma troppo corto, rischia. Ancora Guancioli, Castelli, Castroni sfiora il palo, c'è stata però deviazione scivolata di Ciantelli. Calcio d'angolo per il Tevere Remo. Batte Guancioli. Centrale per Castelli ma è bravo Carnevali a chiudere in fallo laterale. Ancora Guancioli, Castelli prova la puntata di sinistra, ancora Dangiò fuori. Guancioli
Castroni, Castelli. Ancora Guancioli. Il destro debole perché era molto decentrato. Buon incontro pare. Serve subito Dangiò che subisce però un fallo, un'ostruzione importante da Castelli. Calcio di punizione ospite. Dangiò serve subito Ciantelli che imbuca per Carnevali. Difende palla. Serve dietro male però Dangiò. Allora Signorelli intercetta e ricomincia da Castroni. Castelli. Ancora per Castroni. Imbuca sulla destra per Guancioli che si gira, se ne va Dangiò, ma è bravissimo, un buon incontro a ribattere, poi Dangiò che si intruppa con Carnevali, attenzione Signorelli, il sinistro parato a buon incontro, Dangiò però è rimasto a terra e buon incontro la mette fuori. Fuori Castroni nei padroni di casa. Va a rifiatare un pochino. Al suo posto Panuccio. Rientra anche Sesti. La rimessa laterale dei padroni di casa che la restituisce. Buon incontro, il lancio lungo troppo per Carnevali e la palla si perde all'altro estremo difensore. Panuccio. Guancioli. Signorelli difende palla ma sbaglia il passaggio per Castelli che però riesce a intercettare la ripartenza di Dangiò. Laterale. Batte Dangiò. In avanti per Carnevali. Pressato da Panuccio che riesce a togliere palla ma la recupera Dangiò. Ancora Panuccio in fallo laterale. Batte Dangiò, Ciantelli, Sesti d'esterno, serve bene Carnevali che la salva anche. Panuccio, fallo di Panuccio su Carnevali. Calcio di punizione per il Santa Gemma. Batte Sesti che lascia però a Carnevali. Resta dietro Ciantelli, in area Dangiò, al limite Sesti. Carnevali prova la botta, deviata da Signorelli in barriera, bravissimo Lucarelli a ribattere. Rinvio di buon incontro, Carnevali stavolta anticipa Panuccio, la gioca bene, ma l'ultimo a toccare è Carnevali sul pressing di Panuccio e Castelli, la palla finisce fuori, ripartenza, Guancioli, Signorelli, Panuccio, ancora Signorelli, Panuccio, Guancioli, Signorelli sulla sinistra, finta palla ancora Guancioli che non ci arriva. La palla si perde fuori, rimessa laterale, battuta subito da Dangiò. Ciantelli prova il lancio lungo per Carnevali, l'anticipo di Panuccio, Castelli, Guancioli, Signorelli si gira su Dangiò, prova il destro, deviato da Dangiò, la palla si ferma tra i piedi di Sesti, Carnevali, prova finta su Panuccio, lo fa, poi Castelli lo ferma con un calcio di punizione e quinto fallo commesso dai padroni di casa. Sesti serve indietro Ciantelli, bella palla per Dangiò sulla sinistra, il gran destro e il 3-0 ospite. Dangiò lasciato colpevolmente solo da Panuccio con un buon destro, batte Lucarelli che non è riuscito a opporsi e quindi siamo 3-0 ospite. Time out per i padroni di casa. Avevo capito quelli albani.
Si ricomincia con i padroni di casa, con il portiere in movimento che sarà Castroni, con Guancioli, Signorelli, Castelli e Manca che subentra appunto al portiere. Guancioli, Castelli, Castroni, Castelli, ancora Castroni, Castelli, ancora Castroni, scambiano bene i due, ancora Castelli, non trovano buco neanche con un uomo in più, ancora Castroni, Signorelli, Castroni, Castelli, sulla destra Manca, ancora Castelli, Castroni, Castelli, finta palla ancora a Castroni e prova il destro, palla che finisce altissima. Rinvio lungo di buon incontro, aggancio strepitoso di Carnevali per Dangiò che non ci arriva, c'è un anticipo di Manca che la fa sbattere ancora su Dangiò, rimessa laterale, batte subito Manca, indietro per il portiere Lucarelli che intanto è risubentrato a Castroni, lancio lungo, salva Ciantelli in fallo laterale, anticipando Manca, batte Signorelli, subito per Guancioli, Castelli, Castroni che è risubentrato a Lucarelli, ancora Signorelli, prova il destro, devia Ciantelli in fallo laterale e subito Signorelli, Castroni, Guancioli, Manca, gran sinistro di Manca, salva tutto, buon incontro in calcio d'angolo in spaccata sul primo palo, un tiro insidioso di Manca, debole ma piazzato, subito Manca, Castelli, Castroni, ancora Castelli, giro palla estenuante, ancora Castroni, Guancioli, Castroni, Castelli, Castelli la finta, il sinistro, Carnevali intercetta ma sbaglia, porta vuota, il sinistro che sfiora il palo, Castroni, Castelli prova a ripartire così la teveremo, Guancioli, Castroni in mezzo per Signorelli, la deviazione di Ciantelli in fallo laterale sul quasi sinistro di Signorelli, l'anticipo di Ciantelli sul tiro, Castelli, Castroni scambiano ancora i due, Signorelli, la finta, la palla ancora a Castroni che carica un gran destro, la chiusura di Sesti in fallo laterale, il capitano ospite, partita generosissima, ancora Castroni, Castelli, Castroni, Signorelli, finta e gran destro, buon incontro, ribatte, prova il tiro, vista la porta sguarnita, palla fuori misura, Castroni, subito per Manca, Guancioli, la finta, passa in mezzo a due. Sesti salva Castroni da portiere in fallo laterale, torna in campo il portiere vero Lucarelli, ma buona prova di Castroni che ha avuto l'occasione di farsi vedere anche da portiere. Calcio d'angolo, no, rimessa laterale quasi sul calcio d'angolo, battuta dal capitano Sesti. Dietro per Ciantelli che temporeggia e prova a servire ancora Sesti, ma la palla rimane, va sul fondo. Lucarelli, Guancioli, Guancioli, Castelli, Castroni, c'è stato di nuovo il cambio Castroni-Lucarelli, Castroni per Guancioli, Guancioli sale, prova la puntata di destro, salva Sesti, sempre lui in calcio d'angolo, intanto si sta scaldando Lupi negli ospiti, Castroni, Castelli si gira, sinistro però a servire Manca a sorpresa, sinistro ribattuto da Ciantelli, torna tra i piedi di Castelli che serve ancora Manca ma la palla è troppo lunga, buon incontro, Dangiò protegge palla sul pressing di Castelli, Dangiò, Castelli però la recupera bene, Manca, ancora Castelli, la finta, sinistro, salva ancora Sesti in corner, ancora Castelli alla battuta, Guancioli, finta il destro, sinistro che Sesti devia ancora sui piedi Guancioli e rimessa al fondo, buon incontro, Carnevali anticipa Castroni, rimessa al fondo per il portiere aggiunto, diciamo, Castroni,
Portiere improvvisato. Castroni, gran rilancio con le mani. Signorelli prova una girata di destra al volo che sfiora la traversa. Sarebbe stato un gol straordinario. Buon incontro. Lupi. Prova subito un gran sinistro. Castroni para. Guancioli. Castroni. Signorelli. Gran destro. Palla che esce non di molto. Buon incontro. Lupi. Bravo Castelli nell'anticipo. Poi Guancioli. Sale. Prova la finta della palla. Signorelli che insacca un gran gol. 3-1 a corta distanza il capitano Signorelli. Buona prova di Guancioli che stava provando il tiro. Scivola la palla. Va a Signorelli che di destro imbuca. E quindi parziale 1-3. E si riparte. Dangiò. Dangiò se ne va a manca, gran destro, la palla sfiora il palo. E allora Castelli. Manca. La finta di Manca, se la porta fuori sul pressing di Lupi. Alla battuta andrà Dangiò. Lupi che ha preso il posto di Sesti. Dangiò in avanti, Carnevali non ci può arrivare. Castelli netto anticipo. Manca. Guancioli. Finta e palla a Signorelli. No, finta il passaggio Signorelli e serve Manca. La finta, il gran sinistro. Buon incontro, para. Prova. E stavolta è rete. 4-1 che chiude la gara. Il portiere, buon incontro. Sfrutta il portiere di movimento dei padroni di casa. E sul sinistro sbagliato di Manca insacca dalla sua porta e termina qui la gara. Tevereremo 1, Santa Gemma 4. Terzo tempo, saluto fra le due squadre.